Buongiorno amici, bentrovati. Oggi parliamo di aiutare a crescere, un'avventura straordinaria. Questo è il titolo della trasmissione, parliamone di questa volta. Crescere, cosa significa crescere? Le persone forse sono quelle che hanno i tempi di crescita più lunghi rispetto a tutti gli esseri viventi, ma la crescita impone forse anche un senso di conoscenza. Cosa vogliamo dire, Don Bucolo? Bentrovato. Con questo termine, aiutare a crescere, un'avventura straordinaria. Ecco perché, come lei diceva bene, sul campo della conoscenza noi pensiamo di conoscere tutto. Oggi si parla tantissimo di intelligenza artificiale, però sappiamo bene come l'intelligenza artificiale, per quanto sia un qualcosa di straordinario, mostra sempre il mistero dell'ignoto. Per cui per quanto noi pensiamo di conoscere c'è sempre qualcosa che ci sfugge. Perché dico questo? Perché in realtà noi non conosciamo pienamente la persona umana. Pensiamo di conoscere tutto, pensiamo addirittura di conoscerci realmente. In realtà la conoscenza di noi stessi si ferma solo in superficie. Ci fermiamo sui nostri sentimenti, sul nostro stato d'animo, sul nostro carattere, ma mi chiedo, vi chiedo, ci chiediamo, ci conosciamo realmente? Conosciamo realmente chi siamo? Per cui, per poter entrare nel mondo della conoscenza della persona, il tempo della crescita diventa un tempo importante. Sì, perché stavamo parlando di conoscenza, abbiamo raggiunto traguardi incredibili dal punto di vista medico, scientifico, biologico. Accennava all'intelligenza artificiale, questo enorme serbatoio, io lo chiamo così, di conoscenza, di elementi che chiaramente sono stati raggiunti dall'uomo, ma che vengono inseriti in questa grande mente. Esatto, ma noi chi siamo? Ci conosciamo veramente? Chi siamo? Questa è la domanda, diciamo, di oggi. Esatto, esatto. Il paradosso è che noi siamo, uso un termine forse improprio, una macchina sofisticata, tant'è vero che la nostra evoluzione, la nostra maturità ha bisogno di anni. A quanto pare la nostra maturità la possiamo pensare nei primi 30 anni, anche se allo stato attuale notiamo che la maturità purtroppo a livello sociale si raggiunge molto di più, ma al contempo siamo molto vulnerabili. Il paradosso, sofisticati ma vulnerabili. Significa allora che in questo tempo di crescita, proprio perché è un tempo di grande evoluzione, è un tempo in cui certe esperienze, certi incontri, certi anche contesti in cui noi viviamo possono fortemente condizionare e creare delle ferite, creare delle strisce, creare qualcosa che ci portiamo sempre. Ecco perché il tempo dell'evoluzione e della crescita diventa un tempo importantissimo da attenzionare. Perché dico questo? Perché qui chiaramente non posso non entrare in gioco il ruolo dei genitori. Ecco, perché stavo dicendo proprio questo, ma allora chi può aiutarci a crescere? Innanzitutto i genitori. Allora, io voglio iniziare a parlare ai genitori cercando innanzitutto di invitarli a eliminare quel senso di grande responsabilità e senso di colpa, perché lavorando nella pastorale familiare, interagendo con i genitori, spesso loro si sentono inadeguati, si sentono responsabili, si sentono magari di non aver fatto bene, di non aver dato quello che volevano. Mi piace dire, sappiate cari genitori, mi rivolgo a voi, essere genitori è una cosa complessissima ed è normale che un genitore, per quanto possa formarsi, per quanto possa dare il meglio di se stesso, trovare questo senso di inadeguatezza, ma questo non significa perché è complicato, perché è complesso e allora la persona si tira indietro. Ecco perché ho utilizzato il termine avventura. È un'avventura, io direi anche una missione, quella di fare il genitore, perché si ha la responsabilità di una creatura, di farla maturare, di farla crescere in un mondo così globalizzato, dove ci sono così tante pressioni, tanti stimoli che vengono dall'esterno, e insomma crescere dei figli in maniera sana,
anche questo, no? Perché tutti i genitori hanno delle aspettative nei confronti dei figli, però non sempre poi queste aspettative vengono, come dire, spesso vengono anche deluse, no? Ma io direi, perché non passiamo all'ospite? Ecco, e questo è il motivo per cui, come le altre puntate, chi più di un genitore può giustamente dare voce a quanto stiamo parlando insieme. Per questo qui alla nostra presenza c'è Simona Di Giovanni, che io diamo il benvenuto. A cui diamo il benvenuto, che è la mia compagna di missione insieme a suo marito Luca e insieme ai loro 3 figli, che sono Andrea, Miriam e Daniele, scusa, Daniele più altri 3 in cielo, e li ringrazio perché loro collaborano con me nella pastorale familiare, ed è una cosa molto importante perché è l'unico ufficio, o uno dei pochi uffici, in cui la responsabilità è condivisa. Infatti non sono i miei collaboratori, ma siamo corresponsabili di una stessa missione. Ecco, chi più di lei, a nome anche di suo marito, a nome anche della sua famiglia, può testimoniare la complessità, ma anche la bellezza e l'avventura dell'essere genitore oggi, dell'essere un genitore dinanzi a questa grande missione. Simona, quindi una duplice non solo impegno ma anche responsabilità, non solo educare, crescere dei figli, ma addirittura prendersi cura anche delle altre famiglie, perché se fa parte della pastorale per la famiglia assieme a Don Bucole, insomma il suo compito è anche assieme a quello del marito. Ma quindi a cosa si è pervenuti? A quale saggezza di vita possiamo dire essere arrivati nel educare 3 figli e farli crescere? Beh, saggezza di vita mi sembra un po' una parola abbastanza alta, ecco. Io per grazia in questa avventura, come giustamente diceva Padre Salvo, non sono sola, sono insieme a mio marito Luca. E dico che fare genitori oggi, come del resto da sempre, non è una cosa semplice. Si dice che non si nasce genitori, quindi Esatto. non si può imparare, nessuno ce lo può spiegare o insegnare. Quindi lei come ha fatto? Allora, come tutte le mamme, come tutte immagino. Le mamme, esatto. E tutte quelle volte che si cerca di fare la mamma, si cerca di fare il papà, e tutte quelle volte che magari si pensa anche di aver raggiunto un traguardo, subito poi ti rendi conto che viene giù tutto, no? Ricordo perfettamente quando è accaduto anche a noi con il nostro terzo figlio, con Daniele. Lui aveva un problema di ipotonia muscolare e a 18 mesi ancora non camminava. Noi ci chiedevamo perché eravamo stati tanto bravi a averne fatti camminare già 2. E poi da lì abbiamo conosciuto una grande dottoressa, una fisioterapista, che ci ha insegnato come dovevamo fare per farlo camminare. E tutto si è ribaltato, nel senso che siamo dovuti tornare indietro, l'abbiamo dovuto rimettere per terra per poterlo fare camminare. E giustamente il bambino, che già stava all'impiedi, anche se non in maniera autonoma, piangeva, continuava a piangere, si lamentava, e noi lì per terra che accudivamo, lo facevamo delle coccole. Ricordo una volta che proprio si è messo talmente a strillare che con il cuore in frantumi sono rimasta per più di mezz'ora proprio spalmata sul pavimento, per dire: non ti preoccupare Daniele, ci sono io, c'è la mamma. E tutto ad un tratto poi lui ha smesso di piangere. Quindi è stato qualcosa di istintivo. Allora, da questo suo racconto già mi vengono alcune riflessioni. 1, avevate già avuto 2 figli, quindi il terzo sembrava che era tutto normale, ovvio, si sapeva come fare. E invece il terzo figlio incomincia a una difficoltà, un problema. E anche il genitore, l'esperienza con gli altri figli era pari a 0, perché con questo ulteriore bimbo, con questo terzo figlio, si deve ricominciare da capo. Ma da dove? Sì, c'è l'input della dottoressa, ma poi nella pratica sono i genitori che devono attuare quello che il medico ha detto. Quindi è lì, appunto, come fare. A quel punto sì. Dovete anche un po' creare, dovete anche un po'
come dire, improvvisare, inventare, Esatto. con la sensibilità che certamente una mamma e un papà possono avere, ma si mette tutto in discussione, tutto in gioco, perché immagino che all'inizio abbiate pensato, forse è colpa nostra che il bimbo non cammina, forse siamo noi che lo abbiamo trascurato. Immagino che nei genitori tante volte possono esserci dei sensi di colpa per quello che sta accadendo al proprio figlio, ma è sempre così, Don Salvo? Allora, dipende molto dalla maturità del genitore, perché e per questo io all'inizio parlavo di responsabilità e di senso di colpa. Responsabilità perché la realtà è più grande delle nostre aspettative, quindi la responsabilità ci spinge a vivere il reale. Il senso di colpa purtroppo oggi più che mai è dettato dal delirio di onnipotenza. Faccio un esempio: siccome io da mia madre, da mio padre ho ricevuto questo, io non sarò come loro. Io farò di meglio, no? Io, avendo una mia maturità, avendo studiato, essendomi formata, sicuramente non succederanno. Solo che quando uno si trova poi a vivere il ruolo di genitore, si ridimensiona, si accorge che la realtà è diversa. E la cosa bella di Simona è che, giustamente, ma questo a prescindere dall'esperienza di Daniele, è che ogni figlio è unico. Sì, uno può avere anche 10 figli, per cui ci sa, ne ho avuti già 9, col 10° figlio viene più semplice. In realtà c'è sempre l'originalità, tant'è vero che la parola educazione, dal latino ex ducere, significa portare fuori quello che lui è e che non hanno plasmato loro. E qui, perdonatemi, non posso non parlare del mistero di Dio che intesse nel grembo della madre ciascuno di noi, dinanzi alla quale Simone e Luca si sono trovati dinanzi ai loro figli, ma anche dinanzi a un figlio con problemi particolari, perché sicuramente anche lì le domande di fede diventano centrali e importanti. Ecco, la domanda di fede qual è stata? Sono tante le domande che vengono in quel momento. Dove ho sbagliato? Cosa ho fatto? Però poi... Perché, Signore, mi hai mandato un figlio con questi problemi, con questo piccolo handicap? Anche, però poi arriva un po' la fede vera, che dice: ho capito, hai scelto me, hai scelto la nostra famiglia, cosa vuoi? Cosa vuoi che noi facciamo per te? E quindi da lì poi cambia tutto, è vedere le cose da un'altra prospettiva, e si cresce da genitori e si cresce con i figli. Perché, guarda, io e Luca abbiamo girato tanto per cercare di fare i buoni genitori, abbiamo girato librerie, biblioteche, però non hanno ancora scritto un vero e proprio manuale per il genitore perfetto. E penso che se un giorno di questi magari qualcuno lo scriverà, penso che già sia obsoleto, perché abbiamo a che fare con delle persone, non abbiamo a che fare con la statuetta. E quindi stiamo parlando di persone che sono la nostra evoluzione, perché i nostri figli sono la nostra evoluzione. Non è facile fare il genitore, soprattutto, per esempio, noi abbiamo 3 figli, come diceva Padre Salvo, 3 figli, 2 in fase adolescenziale e uno, noi diciamo, in preadolescenza avanzata, no? Sulle orme dei primi 2. E altro che intelligenza artificiale, l'ignoto dell'intelligenza artificiale. A casa esistono porte chiuse e telefonini ovviamente senza suonerie, quindi è proprio un ignoto profondo. Però fortunatamente e per grazia siamo arrivati ad avere 3 figli in adolescenza, vivendoli e vivendoci. E poi ci si ritrova magari a casa, a tavola, in un momento di cena o di pranzo, a discutere di cose che non c'entrano completamente niente con il pasto. Ricordo Miriam in 4ª elementare, è tornata a casa dicendo, con il suo occhio birbante, dicendo: ma lo sapete che oggi ho dovuto spiegare ai miei compagni di classe che cos'è l'aborto mentre stai mangiando? Non sono proprio argomenti, però poi ti rendi conto che
sono argomenti da affrontare. E per fortuna che vostra figlia porta a tavola questi argomenti, Esatto. perché vi dà l'opportunità di parlarne. Ma Esatto. noi ci interrompiamo per qualche istante e continueremo questo racconto subito dopo. A tra pochissimo. Stiamo parlando di aiutare a crescere, che è un'avventura straordinaria, e stavamo parlando, Don Bucolo, con Simona, che ci stava raccontando la storia della sua famiglia, dei suoi 3 figli, ciascuno diverso dall'altro, ovviamente, ciascuno con le sue problematiche, con i suoi racconti. Stavamo dicendo che a tavola è un momento in cui si discute, ci sono anche argomenti che a volte i ragazzi, i figli pongono ai genitori, anche lì non sempre un genitore è preparato a dare le risposte giuste. Ci sono delle risposte giuste che un genitore riesce a dare? Allora, lo chiedo a Don Bucolo, ma lo chiedo anche a Simone. Chiaramente ovviamente. è una domanda retorica, ma che anche mette in discussione. È chiaro, nessuno di noi può dire di avere la risposta o le risposte giuste, ma sicuramente ciò che conta è la posizione che un genitore prende dinanzi ai figli. Quindi non dire delle cose, ma essere alla loro presenza. E quindi avventura, perché quando c'è l'avventura c'è l'ignoto per i figli, ma soprattutto per i genitori. Nell'avventura c'è anche il camminare insieme. Nell'avventura significa anche che non è che ho davanti un percorso ben tracciato. Sì, avrò forse una mappa, avrò delle idee, ma ci sono dei passi sempre nuovi, dei passi creativi, dei passi straordinari. Il punto è che oggi si ha paura proprio di scommettersi in questa avventura. Si ha paura perché magari si cercano le cose che sono più a portata di mano, magari anche i modelli che i social ci trasmettono, la cultura ci trasmette, ci porta a pensare il genitore in modo diverso, non pensando che quei momenti critici, quei momenti conflittuali, quei momenti in cui tutto viene messo in discussione, sono i momenti di grazia, i momenti in cui il genitore, il figlio, i figli escono il meglio di loro stessi, in cui i genitori si mettono in gioco. Ed è questo mettersi in gioco che io credo sia la cosa più importante, la cosa in cui anche la Chiesa ha il compito di incoraggiare, di accompagnare e perché no anche di ascoltare, perché noi diciamo la Chiesa è madre, ma dove impara la sua maternità? Dove impara ad accompagnare i suoi figli se non anche da un'esperienza materna e paterna dei genitori? Quindi c'è un dare, sicuramente la Chiesa ha una missione, ha una responsabilità, ma senza dubbio c'è anche un ricevere tantissimo nella modalità di condurre i figli alle cose grandi, alle cose alte. Per questo è un'avventura straordinaria. Simona, quanto la Chiesa, la fede pesa nella vostra vita, nella vostra famiglia, nella vostra vita di coppia, ma anche come genitori? Noi preghiamo per la preghiera, per esempio, prima dei pasti la facciamo sempre e preghiamo anche la mattina. Con i figli? Con i figli, sì, la mattina e la sera. E la cosa, dico anche questa simpatica, passatemi il termine, che magari in età adolescenziale qualcuno di loro si allontanano e magari mi dice: mamma, io questa domenica a messa non voglio venire. Però poi abbiamo una risposta. Quando poi un ragazzo di 16 anni, di 1,85 circa, ti dice, sempre durante le nostre cene o i nostri pranzi, ti dice: mamma, domani il mio compagno deve essere operato al torace, è un intervento molto delicato, facciamo una preghiera insieme. Quindi, ti rendi conto che certo. Il seme quindi vi c'è. educate anche alla preghiera, quindi anche, stavo pensando che anche i momenti di preghiera insieme sono momenti di unione. Esatto. Sono momenti in cui voi riuscite a radunare, passatemi il termine, i vostri figli di 3 età diverse,
però quello è un momento in cui la famiglia si riunisce, non solo per il pranzo, ma c'è quel momento spirituale, perché non è solo qualcosa di materiale. Oggi i genitori magari sono molto preoccupati di dare il meglio e il massimo dal punto di vista materiale ai propri figli, però poi c'è qualcosa in più, oltre l'affetto, che voi, famiglia cattolica, di persone che praticate, insomma, che andate in chiesa, eccetera, date anche questo input ai vostri figli. Attenzione, un momento, 3 minuti, 5 minuti di preghiera insieme. E poi, infatti, tanto è vero che il figlio di Simona, nei momenti più cruciali, nel voler aiutare il proprio compagnetto, dice preghiamo per lui, poi sicuramente farà anche altri atti di carità, perché un ragazzino che ha questa sensibilità sicuramente non mi aspetto che faccia il bullo a scuola, non mi aspetto che abbia degli atteggiamenti aggressivi o di prepotenza nei confronti dei propri coetanei, no? Può essere un piccolo seme anche per altri ragazzini. Esatto. Perché noi purtroppo dimentichiamo che la prima chiesa nasce dalla Domus Ecclesiae. La chiesa domestica. Esatto, la primissima chiesa, prima non esistevano le grandi chiese, non esistevano quel mondo che caratterizza la nostra cultura, la nostra società, ma tutto partiva dalle case. Era normale che nelle case si pregasse, era normale che si celebrava l'Eucaristia, la prima Eucaristia è avvenuta proprio in una casa, in un cenacolo, era normale che anche lì si facevano i battesimi e le catechesi battesimali. Tra l'altro, e questa è la cosa, dice, ma perché oggi si mette in discussione, ad esempio, un genitore non dovrebbe battezzare i propri figli, ma è giusto che sia lui, che sia lei a scegliere da grande. Attenzione, non voglio mettere in discussione questa scelta, che potrebbe anche avere una sua responsabilità, una sua maturità, però è anche vero che come Simona insieme al suo marito e Luca è ben disposta a dare la vita ai loro figli, è ovvio e normale che da cristiani desiderano dare la vita piena in Cristo, la vita divina. È chiaro che un genitore vuole dare il meglio, e se un genitore sperimenta nella carne che la vita piena non è una formula, non è un'astrazione, non è una lezione di catechismo, ma è l'esperienza di eternità in Cristo, è chiaro che un genitore non vede l'ora di trasmettere. Ecco perché io stimo molto quei genitori, e ci sono nella nostra Chiesa, che non appena nato il figlio subito programmano il battesimo del loro bambino dopo qualche settimana. Oggi purtroppo c'è la moda, lo dico, ma chiudo subito la parentesi, di battezzare i propri bambini quando fanno 1 anno, così fanno, dico, 2 piccioni fanno un'unica festa, no? Lo capisco da un lato, però dall'altro lato viene meno il valore del battesimo. Invece il fatto che un genitore, e ripeto, a me il Signore mi ha dato grazia di avere queste giovani famiglie che mi trasmettono questo, non appena nasce il figlio, subito lo desiderano battezzare, perché quella vita piena in Cristo che vogliono donare alla creatura, che è il frutto del loro amore. Simona, voi avete iniziato quindi con i vostri figli fin da subito ad educarli alla preghiera, a stare insieme con papà e mamma. Ecco, cosa possiamo dire agli altri genitori? Qual è la differenza? Cosa avete trovato di meglio, immagino, rispetto ad altre famiglie che non hanno questa abitudine, questa consuetudine? Perché io immagino, sono tante in questo momento le persone che magari ci stanno ascoltando e vedendo, dice ma mio figlio non ne vuol sentir parlare di andare a messa, di pregare, eccetera. Ecco, forse il segreto è nell'iniziare fin da subito, fin dai primi anni di vita. Allora, non so Un tempo le nostre nonne forse facevano fare ai bambini la preghierina all'angelo custode la sera prima di andare a letto. Ecco, voi fate questo? Allora, non so se c'è un segreto, ma per noi è quotidianità. Certe volte quando erano molto piccoli, no? Mi avevano fatto proprio innervosire, ho detto ci vuole con voi la pazienza di Giobbe, proprio molto, molto energicamente. Allora,
si è sentita una vocina che diceva: mamma, chi è Giobbe? E quindi poi mi sono dovuta andare a cercare Giobbe, ma proprio per i bambini, no? E quindi spiegare chi era nella Giobbe. Bibbia Giobbe, Esatto. quante ne ha vissute Esatto. e patite Giobbe, ma alla fine è stato premiato, no? Esatto, oppure un'altra volta, sempre, perché non sono rose e fiori sempre, ci sono anche litigi a casa. Indubbiamente. Ero arrabbiata con tutti e tre perché avevano fatto una marachella. E quindi i toni erano anche sostenuti. In un momento di pausa, quindi nel silenzio tra un rimprovero e l'altro, si sente tin, un rumore metallico. Semplicemente si era sganciato il crocifisso della croce che portavo come ciondolo. E Daniele aveva 4 anni, ha detto: ecco, la mamma è talmente arrabbiata che ha fatto scendere Gesù dalla croce. Quindi poi sono cose anche che non ti rendi neanche conto di dove siamo arrivati, no? E alla fine sono loro a fare la catechesi a noi, fondamentalmente. Certo, se ovviamente sono educati a questo, conoscono anche certi personaggi, ne conoscono Giobbe, che immagino abbia fatto una lunga spiegazione su questo personaggio biblico, sulla pazienza di Giobbe. Sì, ed è bello anche leggerlo al contrario, io dico sempre Giobbe, no? Perché e loro lo hanno appreso anche di più leggendolo proprio al contrario, a partire dalla fine. Comunque in chiusura vorrei dire questo: le famiglie hanno un punto di appoggio nella Chiesa, non sono sole. Perché la pastorale per la famiglia fa proprio questo. Io concluderei questa trasmissione. E la Chiesa ha un punto di appoggio sulle famiglie. Scusa se la interrompo, perché e questo anche lo dice Giovanni Paolo II, ma anche ultimamente Papa Francesco, in cui si dice che il bene della Chiesa è la famiglia e la famiglia è il bene della Chiesa. Cioè c'è questa, possiamo dire, interrelazione, interdipendenza in cui l'una bisogna l'altro. Tra l'altro il Concilio Vaticano II, siamo nel 1963, ci dà un'affermazione che oggi è profetica: la famiglia rivela la natura della Chiesa. E quindi io credo fermamente che le famiglie hanno bisogno della Chiesa, ma la Chiesa ha molto bisogno delle famiglie per la sua missione di evangelizzazione. Indubbiamente, però ecco, l'invito delle famiglie a incontrare altre coppie, altre famiglie, discutere insieme di certe problematiche, perché a volte si ha la sensazione che quello che si sta vivendo con i propri figli sia una cosa totalmente esclusiva, mentre probabilmente ci sono altri genitori che stanno vivendo più o meno le stesse problematiche. Quindi facciamo Chiesa, non solo a casa, ma assieme ad altre famiglie. Questo è l'invito, e penso che da questa trasmissione poi è venuto fuori anche il valore della preghiera tutti insieme in famiglia. Bene, io concluderei, grazie Don Salvatore Bucolo, grazie a Simona, concluderei dicendo e augurandovi che sia veramente un'avventura straordinaria quella di aiutare a crescere i vostri figli. Alla prossima!